Ennesima tragedia della montagna, a perdere la vita Sonia Dalla Vecchia, 51enne di Schio. La donna, escursionista esperta, è scivolata lungo il sentiero del Bisele a Canove di Roana mentre stava cercando di raggiungere la Grotta del Popolo, un volo di una ventina di metri lungo un percorso non difficile dal punto di vista tecnico ma assai insidioso. Nella caduta avrebbe sbattuto la testa contro alcune rocce morendo praticamente sul colpo. A dare l'allarme il compagno d'escursione, sul posto i vigili del fuoco da Asiago e Schio assieme al soccorso alpino e al SUEM 118. Uno scenario tremendo quello che si sono trovati davanti. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Difficile raggiungere la donna, come ci conferma uno dei volontari intervenuti. Intervento complesso dal punto di vista tecnico perché ha richiesto manovre tecniche per il recupero, paranchi, contrappesi, così. Abbiamo collaborato benissimo soccorso alpino e vigili del fuoco. Zotti ci illustra il punto dove è successo il terribile incidente. C'è la strada che prosegue fino a circa 2,5 km, 3, e dopo si scende sulla sinistra. Come hai detto è un sentiero tecnico, ci sono degli scalini in ferro da fare, non è una vera e propria ferrata, però è molto esposto e bisogna stare molto attenti. Sonia Dalla Vecchia sarebbe scivolata proprio sulle rocce ghiacciate e non riuscendo a trovare un appiglio sarebbe precipitata. Ancora una volta è proprio dei professionisti del settore che viene lanciato un appello a non sottovalutare mai la montagna al di là dell'esperienza che si possa avere. Non bisogna dare nulla per scontato, bisogna fare sempre attenzione. Dopo l'incidente capita, per carità. L'attrezzatura è fondamentale, vero? In base, perché dopo se vieni qua d'estate puoi andare col scarponcino, con lo scarpone, però in questo periodo qua che il terreno ghiaccia, scivoli anche con lo scarpone, ci vogliono i ramponi per andare giù. La 51enne lavorava come infermiera al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, era ben voluta da tutti e dalla struttura sanitaria sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, così come dall'amministrazione comunale di Schio, dove Sonia Dalla Vecchia viveva con i suoi 2 figli di 16 e 19 anni. Una grandissima passione per la montagna, la sua passione che però questa volta si è dimostrata fatale.